La rete di borghi europei del gusto arriva con i vagabondi, giornalisti e comunicatori ed altro a Borgo Malanotte. Borgo Malanotte, poi ve lo racconteremo, è uno storico borgo rurale rimasto tale quale dal 1400 in poi praticamente, quindi siamo proprio finalmente di fronte a un'intelligenza umana che non ha rovinato, no, un ambiente storico e culturale come questo. Siamo all'Osteria Il Cortivo, che è una vecchissima osteria del borgo, rimasta tale quale anche quella. L'unica cosa di nuovo sono i titolari, che sono giovani invece, ecco, cioè l'unica novità sono i titolari. Allora, cominciamo subito. Prima di tutto abbiamo un bel parterre oggi da intervistare. Cominciamo subito con gli amici istriani, che sono nostri ospiti oggi per questo scambio tra l'Istria e le terre del Piave. Questo, diciamo così, è il soggetto del nostro incontro. Mescoleremo commenti culturali di grande importanza, e capirete perché, a quelli di carattere enogastronomico ed agroalimentare. Allora, Jana Frankovic. La famiglia Frankovic a Buie, proprio nella piazza di Buie, ha un bellissimo ristorante che si chiama Rondò. Un po' di venezianità è rimasta nell'Istria, no? oltre alle varie dominazioni che si sono succedute. Poi però il papà, allora la mamma lavora in cucina e si mangia divinamente, ci sono stato, quindi posso dirlo, posso testimoniarlo, diciamo così. No? Poi, oltre a questo, abbiamo anche la cantina che sta raggiungendo degli ottimi risultati. Ma mentre per i vini parleremo soprattutto dopo, quando saremo a tavola, con un mix di eccellenze istriani e di eccellenze del Piave, prima di tutto, Jana, un po' di storia della famiglia Frankovic nei ristoranti e nella cantina. Ok, allora la famiglia Frankovic ha cominciato a lavorare in ristorante nel 1988, quindi sono più di 25 anni che lavoriamo. Nel frattempo il mio papà ha cominciato oltretutto a produrre il vino e a produrre l'olio, siccome abbiamo 5 ettari di vigneti e 5 ettari di olivi. Abbiamo anche una cantina a Buie nel centro, come anche il nostro ristorante. Abbiamo veramente una cantina proprio nel centro storico, va detto, questa è la particolarità. Sì, è particolare anche per quello che c'è proprio nel centro della città. Abbiamo la nostra cantina. Abbiamo 7 etichette, dalle quali allora la Malvasia, il Chardonnay, il Sauvignon bianco, il Teran, il Cabernet Sauvignon, il Rosé, il Moscato Momianese, che è anche stato adesso protetto come la sorte proprio da là. E adesso abbiamo anche una nuova etichetta, abbiamo fatto uno spumante che si chiama Stella. È il nostro nuovo prodotto. Charmat, mi pare, vero? Sì, Charmat, ed è una combinazione di Malvasia, Sauvignon bianco e Chardonnay. E siamo molto orgogliosi perché ci piace tanto. Piace anche a chi lo assaggia. Diamo subito il primo tocco di cultura, accompagniamo. Allora, l'Istria è stata terra di passaggio dai romani ai veneziani, l'impero austro-ungarico, è passato di tutto, e quindi ovviamente ci sono delle suggestioni mitteleuropee reali. Allora, chi meglio della dottoressa Annalisa Banchieri, presidente di Italia-Austria, che è l'associazione ufficiale di scambio culturale tra Austria e Italia, può raccontarci intanto la storia dell'associazione e quali suggestioni, quando parliamo di Buie, dell'Istria, visto che sei stata anche ospite loro a settembre alla festa dell'uva, ti vengono in mente quando senti queste cose spettacolari? Sì, grazie, buongiorno. Posso intanto dare 2 notizie sull'associazione. L'associazione nasce a Roma, l'ha fondata il senatore Caron, nostro veneto, che era diplomatico, in un momento in cui di Europa non si parlava ancora. Dunque andiamo indietro nel tempo, perché aveva capito che per che si possa fare un'unificazione bisogna che prima i popoli si conoscano, e conoscere, sì, la cultura ha molta importanza, però ha anche importanza il trovarsi a tavola e poter dialogare, potersi conoscere, e questo era lo scopo, ed è stato messo anche nello statuto questo, per cui sì, noi siamo sotto l'egida del Ministero dei Beni Culturali, però ha lasciato abbastanza spazio in questo, per cui anche il territorio, la conoscenza del territorio e delle persone che vivono nel territorio ha una fondamentale importanza per noi. Cosa abbiamo fatto in questo periodo qua?
tantissime iniziative. Intanto la sezione Veneto nasce nel 99 a Venezia. Siete anziani ormai come Sì, certo, siamo anziani. Nel 99 è stata una bellissima manifestazione per cui sono stati invitati sia da parte di Roma, perché la sede è a Roma, c'è un'altra sede a Napoli, poi di Milano, poi c'era il console Sushnik, il console austriaco, c'erano varie rappresentanze, compreso la rappresentanza del consolato di Venezia, consolato onorario sempre di Torino, la cui moglie è austriaca. Per cui ci siamo trovati in questa cornice molto bella. Abbiamo fatto cultura, cioè nel senso che abbiamo cercato di mettere in comunicazione. Noi siamo andati in Austria, gli austriaci sono venuti giù, li abbiamo ospitati, li abbiamo fatto capire un po' che cos'è l'Italia e soprattutto il Veneto, che cosa rappresenta il Veneto, e abbiamo fatto dei gemellaggi con la sezione di Napoli, sempre portando sia un po' di cultura sia locale, italiana, che dalla parte austriaca, sia anche facendo conoscere quelli che erano delle particolarità di alcuni paesaggi, di alcuni borghi che avevano una rilevanza importante, perché tutti conoscono San Marco, Venezia, però magari altre piccole chicche come questa o piccole paesi con delle caratteristiche magari venivano. I turisti cercano adesso. Sì, no, ma adesso è cambiato molto, infatti è cambiato molto, anzi diciamo che gli austriaci, come i tedeschi, come anche gli svizzeri, vengono già preparati, perché adesso è l'era dell'internet, nell'internet trovi tutto, vanno a informarsi, vanno a vedere, sono curiosi, vogliono andare al di fuori di quelli che sono i percorsi. Sì, ecco, questo volevo dire, per cui cultura, sì, certo, l'abbiamo fatta, presentando mostre, presentando di tutto, presentando libri, e ecco, questa è un po' la nostra storia. Quando dico Istria, cosa ti viene in mente come Austria? Come Austria, è un discorso per me molto particolare, perché mia madre era triestina, adesso che non c'è più. Abbiamo Porto di Cecco Beppe. Sì, abbiamo la casa proprio sopra Miramare, per cui anche storicità. Io in Istria ci sono sempre stata, fin da piccola, con la Jugoslavia, quando ancora non c'era ancora niente, sono sempre andata. E allora diciamo che era molto, molto genuina, molto. Adesso hanno ripreso in mano la loro storia e hanno fatto delle cose sensazionali, bellissime. Questo è un elogio anche due giovani, oltre a sì, anzi devo dire, hanno sempre cercato di fare le cose nel rispetto della natura. Sì, ci sarebbe una piccola interferenza di Zagabria che vorrebbe fare speculazioni, ma speriamo che gli istriani riescono. Italia-Austria ci sarebbe ecco, per quanto riguarda l'Austria, diciamo che ha avuto momenti come l'Italia, momenti di comunicazione con l'Istria, è stata anche quello. Poi naturalmente avevamo i romani che hanno scoperto il vino e l'olio, fra l'altro, di colonizzazione romana, sì, i veneziani che hanno così privilegiato le coste per i loro commerci, per cui avevano anche bisogno poi dall'entroterra di prodotti che gli permettessero poi di andare a navigare, e c'è sempre stato questo un po' scambio di questo, per cui per me l'Istria è l'Istria. Questione culturale proprio. Ecco, io sì. Non esistono le divisioni geografiche. No. Grazie.
Iana, allora così mandiamo un messaggio anche agli amici austriaci, no? Tramite Italia-Austria. C'è un buon turismo che viene dalla Germania e dall'Austria da voi e anche nei tuoi locali che acquistano vino? Sì, siamo molto soddisfatti con i nostri clienti che più o meno arrivano da tutte le parti del mondo, ma soprattutto dalla Germania, dall'Austria. Abbiamo tanti ospiti che sono sempre molto contenti di venire a trovarci ogni anno. Oh, ragazzi, guardate che i tedeschi non sono più di crapun che non capiscono niente di mangiare e da bere, non sono più quelli delle spiagge di Jesolo di 20-30 anni fa, voglio dire. No, va spiegato con chiarezza. Bene, adesso io voglio invece che Silvano Doro, visto che abbiamo, per contraltare nel senso bello del termine, presentiamo anche dei brani di vita vissuta nelle nostre cose, ci raccontasse un po' questi splendidi prosecchi che dopo ci accompagneranno nella degustazione. Chi siete e cosa fate di bello? Sì, allora niente, siamo perché siamo due fratelli che abbiamo questa piccola azienda agricola a condizione familiare e che produciamo il prosecco. Allora c'è da dire che questa produzione di prosecco risale ancora al 1885, il mio bisnonno che produceva i vigneti di prosecco. Poi nel 1956 mio nonno ha acquistato l'azienda dove siamo tuttora e difatti il nome dell'azienda l'abbiamo dedicata proprio al nostro nonno, ossia che mio fratello, che eravamo molto legati, perché si chiamava Antonio Doro, ma per tutti è Tony Doro, e quindi questo è il motivo del nome dell'azienda. Niente, siamo, come dicevo, una piccola azienda, cerchiamo di operare nel modo più ecosostenibile possibile, nel senso che abbiamo eliminato i diserbi, i sottofilari, tutti i prodotti molto tossici come trattamenti fitosanitari, adottiamo in maniera volontaria il protocollo viticolo che delimita appunto tante tipologie di prodotti che non si possono usare. Abbiamo una centralina meteo che ci consente di ottimizzare i trattamenti perché ci forniscono dei dati della piovosità, tempo di asciugatura delle foglie, umidità e quant'altro. Abbiamo anche da poco inserito nella nostra pozza, reinserito le rane, rospi e tritoni, che sono degli ottimi animali che mangiano praticamente gli insetti di notte si muovono e mangiano tutti gli insetti, che quindi aiutano a rendere più ecosostenibile l'ambiente. Senza sparare che siete biologici, perché non siamo biologici, infatti non siamo. Certo. Ci tengo a dirlo perché non è vero. Scusa, però si è raggiunto intanto Morena, prendi la sedia e vieni qua, dai, che così. No, e tanto noi siamo scambiabili, no? Certo. Vieni sedetti qua vicino a noi, vai pure avanti. Sì, no, appunto utilizziamo trappole per capire quando è il momento di fare i trattamenti, cioè tutto in modo di ridurre al minimo, insomma, l'impatto ambientale, di essere più ecosostenibili possibili. Questa è la nostra filosofia di lavorazione. Utilizziamo il letame come una volta, come faceva mio nonno, quindi questo è un po' il nostro prodotto. Quindi siamo una piccola azienda, abbiamo puntato sulla qualità e noi facciamo solo due tipologie, un brutto e un extra dry del prosecco, perché siamo nella zona di OCG, la zona storica del prosecco, e quindi abbiamo un extra dry che è un po' più amabile come vino, e un brut che è un po' più secco e con caratteristiche un po' diverse, insomma. Questo è un po'. Adesso comincio intanto ad aprirlo. Sì. Io volevo ricordare che l'anno scorso, grazie alla collaborazione con noi, con la rete dei borghi europei del gusto, loro hanno avuto un grandissimo successo, soprattutto grazie all'azienda Came. Nello spazio Came all'Expo si sono messi in luce proprio tra i produttori più di livello qualitativo che all'Expo ci fossero. Quindi non è vero che alle grandi aziende sia negato l'accesso alla grande comunicazione e alla grande informazione. Basta non trovare i giornalisti sciagurati che vogliono solo essere pagati, no? Per fare il proprio lavoro. Sì, ecco, questo purtroppo è un altro dei... Sì. Abbiamo avuto un'ottima occasione con la Came che ci ha voluto nel loro stand come è passato il mondo come dimostrazione di prodotti di qualità del territorio, e quindi dobbiamo solo ringraziare Came per questa. Nel frattempo che lui apre, do il benvenuto intanto a Morena. Ciao a tutti. Azienda agricola Vigne Piane di Villanova di Motta di Livenza, giusto proprio lungo la Livenza, in poche parole, no?
finisco un attimo l'intervista culturale, dopo veniamo alla presentazione anche delle tue cose. Oggi ci hai portato sia il verduzzo dorato che anche il verduzzo autoctono. Sì, il verduzzo motta, sia nella versione ferma che spumante. Sono solo 6-7 aziende che lo fanno, mi pare. Sì, siamo in 8 totali. In 8 in totale. Sì. Vabbè, dopo comunque lo riprendiamo. Certo. Allora, veniamo a un altro tocco culturale adesso. Voi sapete che come rete di borghi europei del gusto noi promuoviamo iniziative culturali, io sostengo di alto profilo culturale, insomma, no? E una delle proposte nate l'anno scorso e che ha come capofila l'Associazione Italia-Austria, presidente del comitato promotore proprio Annalisa Banchieri, abbiamo costituito il comitato promotore per realizzare un nuovo itinerario culturale europeo che si chiama Strade e Borghi Europei degli organi storici. Il direttore artistico è il maestro Felix Marangon, che è qua con noi, no? Praticamente Marangoni, ecco, mi dimentico sempre lei, ormai sono da buon veneto, mi dimentico sempre, no, le vocali finali, do sempre, scusami, vabbè, hai fatto bene a dirlo. Il maestro è un grandissimo concertista a livello internazionale, ha inciso un sacco di cose e quindi chi meglio di lui poteva assumere la direzione artistica. Dico solo e accenno, perché dopo in realtà ci parlerà lui direttamente di questa cosa. Sono già 5-6 paesi che hanno aderito, abbiamo oltre all'Italia abbiamo l'Austria con 2 regioni, la Stiria e la Carinzia praticamente, no? Abbiamo la Slovacchia, abbiamo il Canton Ticino che stiamo combinando in questi giorni e abbiamo, udite, anche l'Istria con la città di Buie, dove dopo tu ci spiegherai, lo facciamo fare al maestro Walter, va bene lo stesso, c'è un grande organo Callido. Allora, cos'è la Strada Europea degli Organi e cosa c'è a Buie? Un saluto a tutti e mi perdonerete se tengo sotto una traccia per articolare in modo migliore il discorso. La Strada Europea degli Organi è un progetto multilaterale che coinvolge, come ha già detto il dottor Della Barba, diverse realtà locali a livello europeo. Ma nella specificità voi vi chiederete perché è stato scelto l'organo come strumento aggregatore, diciamo, di matrice culturale per questi paesi, perché in realtà l'organo, in maniera un po' atipica rispetto al resto del panorama dello strumentario universale, è diretta espressione del luogo in cui si trova e della sua realtà e peculiarità geografica e storica. Dovete solo sapere che non esiste un organo uguale ad un altro in tutto il mondo, ogni strumento è fortemente caratterizzato e rispecchia il gusto dell'epoca e anche il territorio, anche perché nei secoli passati comunque la Chiesa era lo strumento aggregatore dal punto di vista culturale della realtà locale, quindi è forse non totalmente sbagliato concepire l'organo come un esempio di orchestra dell'epoca, quindi ad ampia valenza culturale, insomma. Ecco, quindi questo itinerario di cui vi accennava poco fa Giorgio vuole proprio catalizzare l'interesse per questo strumento e le specificità geografiche relative al luogo in cui esso va ad inserirsi. Quindi abbiamo questa multisfaccettatura a livello europeo che è molto interessante, molto variegata. Sono 5 paesi, ma aumenteranno anche, voglio dire. Sì. Ma proprio questo legame col territorio ci permette di unire questo aspetto culturale anche al resto delle attività e delle eccellenze territoriali, esatto. Quindi questi due fiori, questi belli ci stanno benissimo. Molto bene, sì. Anche loro, voglio dire, no? Dai. Quindi dal punto di vista culturale noi possiamo creare questo itinerario a mo' di strada europea, anche se vogliamo. Non lo abbiamo quando? Scusami, perché purtroppo sai che i tempi televisivi sono sì. anni. Ecco, noi stiamo presentando, diciamo, questo progetto in maniera un po' sparsa per queste realtà che hanno aderito nel frattempo. A Spilimbergo, e saremo a Spilimbergo quando? In maggio? Il 7 maggio, sì. 7 maggio. Sì. Poi il maestro fa anche un concerto lungo il Sile. Esatto, c'è questa crociera sul Sile che si articola in 3 concerti con partenza da Casale sul Sile, poi tappa. Sì.
con catering a bordo, quindi prodotti locali, no? beh, certo. Fabbricati. No, non sia mai. Scherziamo. No, con noi no. Quindi partenza da Casale, prima tappa a Casier dove terrò il concerto, poi ci saranno altri 2 colleghi che terranno un concerto, mi sfugge, a Cendon, sì, perfettamente, e poi in conclusione a Casale. Alla torre storica. Esatto, questo è un evento organizzato dal nostro partner, che è uno dell'associazione che aderisce, che è il Festival Organistico di Treviso e della Marca Trevigiana. Ricorda, così facciamo contento anche Walter Bassanese, no? Sì. Adesso è fuori campo perché sta facendo quella Certo. cosa che dicevamo prima, no? E l'organo di Buie, visto che Buie alla festa dell'uva dell'anno scorso abbiamo annunciato che Buie partecipa di diritto alla strada dell'uva. Certo, perché Buie possiede uno dei numerosi organi Callido che ci sono per la maggior parte nel Veneto, ma non solo, anche nelle Marche, appunto anche nell'Istria, perché Callido si è mosso. Questo è del 1789, sì. È uno strumento storico. Specificato, solo gli organi storici e le località che hanno organi storici possono Esatto, sì. non quelli appena costruiti. Perché vogliamo proprio che ci sia una storicità dell'organo di rilevanza culturale, quindi no. Sì, certo. Quindi è un esempio di organo Callido, ha una tastiera, ve ne sono molti anche qui in Veneto, molti anche nelle Marche, e di restauro da parte di Vegizi Bossi, quindi è stato restaurato neanche poco tempo fa, mi pare. Sì. Direttore in scena ci dice 15 anni fa circa. Esatto, sì. Bassanese, direttore dell'ente turistico, ci dice circa 15 anni fa. Esatto, sì. Come al solito di Callido si rileva la grande qualità di realizzazione degli strumenti, ne abbiamo diversi. Ne abbiamo 2 grandi qui in Veneto, che sono uno a Treviso, a San Nicolò, un altro a San Trovaso a Venezia anche. Sono ben distribuiti. Sono molto ben distribuiti, sì. Diciamo che è un strumento tipico della tradizione veneta.